Sesta corsa, premio Fattoria Nicolucci, cavalli di categoria F, Nova al via, 1 Zarparlante Giorgio Cassani, 2 Donatello Siso Maurizio Cheli, 3 Zuel Gal Marco Basile, 4 Zafira Cesare Ferranti, 5 Tourbillon Spin Giovanni Pelonara, 6 Tomos Daghi Aniello Vitagliano. Seconda fila 7 Astrid Trio Marco Stefani, 8 Zebrina Davide Angeletti, 9 Uglio P Tommaso Gambino. Tutti a rete tranne Tomos Daghi che parte piano. Stacco della macchina, veloce, Donatello Sisu al suo esterno Zafira che l'attacca, ma Donatello Sisu con l'aiuto della curva riesce a rientrare l'avversario. Intanto si sistema terza Zuel Gal, insiste all'esterno Zafira ma ribatte Donatello. Viene fuori un parziale molto veloce. 200 metri in 14,5 con Zafira che alla fine si deve rassegnare perché Donatello Sisu rimane al comando davanti a Zuel Gal, poi l'1 di Zarparlante in terza posizione. Intanto nelle retrovie c'è l'errore di Zebrina. 400 metri in 29 appena abbondante, ora in vantaggio il figlio di Conway Hall sul quale Maurizio Cheli cerca di ridurre il ritmo. Ne approfittano gli altri per ricompattarsi e si formano praticamente 4 pariglie. 600 metri in 45,2, passaggio davanti alle tribune. Donatello e Zafira affiancati, poi l'altra pariglia formata da Zuel Gal e Tourbillon Spin, quella con Zarparlante e Astrid Trio. Poi Uglio P con di fuori Tomos Daghi. 15 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in poco più di un minuto con Donatello Sisu in vantaggio. Zafira ancora tonica al suo esterno che anzi gli dà un attacco ancora prima del paletto del chilometro e gli mette mezzo cavallo davanti. 1,15,4 il primo chilometro con Zafira che sembra già sul punto di poter passare a 500 metri dalla conclusione. Poi all'esterno avanza anche Tourbillon Spin, poi Astrid Trio, dalle retrovie si muove anche Tomos Daghi. Siamo a poco più di 300 metri dalla conclusione con Zafira che ha preso vantaggio, poi Tourbillon Spin nella sua scia, si lancia in terza ruota Astrid Trio, poi Tomos Daghi, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo con Zafira in vantaggio, attaccata all'esterno da Astrid Trio. Astrid Trio ci prova, Zafira si difende, ma Astrid Trio alla fine è alla meglio e viene a vincere con Marco Stefani, secondo posto per Zafira, poi Tourbillon Spin e Tomos Daghi. 1,14,6 la media al chilometro per Astrid Trio, Marco Stefani per il training di Michele Favarone, Paolo Leoni per la scuderia Trio viene a vincere. Rivediamo il finish del figlio di Pitagora B che batte una comunque valida Zafira che aveva debellato il leader Donatello Sisu e viene a vincere. Mentre per il terzo posto il numero 5 di Tourbillon Spin si difende dal buon finale di Tomos Daghi.